Rivelazioni delle anime del purgatorio a Maria Simma. Continuiamo a considerare l'intervista che è stata fatta alla mistica tedesca Maria Simma, la quale per tutta la sua vita è stata a colloquio con le anime del purgatorio. Maria, cos'è successo la prima volta che un'anima le ha fatto visita? La prima volta mi svegliai perché qualcuno stava camminando su e giù per la mia stanza. Non mi sono mai spaventata facilmente, a meno che qualcuno non mi fosse saltato addosso. Così pensai: che sarà? Chi sarà? Era uno sconosciuto che camminava impazientemente avanti e indietro. Dissi: «Ehi, chi sei?» Nessuna risposta. Allora saltai fuori dal letto, corsi verso di lui e cercai di afferrarlo, dicendo: «Vediamo se adesso non esci di qua». «Vattene! Non c'è niente qui che ti appartenga». Ma mi trovai con un nulla in mano. Allora pensai: non stavo sognando, l'ho visto e l'ho sentito. Appena tornata a letto, eccolo di nuovo, lo stesso di prima, che cammina su e giù. Ancora una volta dissi: «Adesso mi dici chi sei e poi fai in modo di andartene». Ma lui continuò come se non mi avesse sentita. Per un po' rimasi ad osservarlo, pensando tra me: purché non si avvicini. Mi alzai ancora una volta e, camminando in punta di piedi verso di lui, pensai: adesso provo ad immobilizzarlo. Ma per la seconda volta mi ritrovai con niente in mano. Non capivo più nulla ed ero molto, molto turbata. Stavo forse diventando matta. Ritornai a coricarmi, ma non riuscivo a prendere sonno. Proprio non riuscii più a dormire quella notte. Il giorno dopo corsi dal mio sacerdote e gli raccontai l'accaduto. «Non so che cosa mi sia capitato la notte scorsa. Sto forse diventando matta», mi rispose. «Perché dovresti? Se ti dovesse capitare di nuovo, non chiedere chi sei, ma piuttosto che cosa vuoi da me. Potrebbe essere un'anima del purgatorio». Gli risposi: «Se viene da me, deve essere un mio parente». «No», disse il sacerdote, «non dovrebbe essere il tuo caso, e questo perché hai sempre pregato molto per loro». La notte dopo, eccolo di nuovo. Questa volta gli chiesi: «Che cosa vuoi da me?» L'uomo allora si fermò, si girò e mi guardò dicendo: «Oh, fai celebrare 3 messe per me, poi sarò libero». E scomparve all'istante. Allora compresi che era un'anima del purgatorio. Riferii l'accaduto al mio sacerdote, che mi disse: «Bene, se ti succede ancora, mi raccomando, dimmelo». «Signora Simma, ma lei non ha mai avuto paura?» «Oh no, mai, neanche prima. No, non ho mai avuto paura, nemmeno quando andavo a scuola. La mamma era solita dire: sei una bambina fuori dal comune. I tuoi fratelli si spaventano spesso».
quando lei diceva che c'era qualcuno fuori al buio, saltavo sempre su io dicendole: "Dammi la pila, che vado a vedere chi è". Maria, oggi sei abbastanza conosciuta nell'ambiente delle persone di preghiera, ma nei primi anni sei vissuta nell'isolamento. Come si è arrivati a riconoscere come autentiche le tue esperienze soprannaturali? Per prima cosa perché io, dicevo delle cose che risultavano essere giuste e poi perché ciò che dicevo era conosciuto solo dai familiari, quindi attraverso delle conferme. Ma, signora Maria Simma, mi perdoni, la domanda indiscreta, ma è mai stata visitata da medici e, da psicologi? Oh sì, molti anni fa un professore di teologia richiese che io lo fossi e così mi feci visitare. I risultati sono contenuti in un rapporto medico di 6 pagine, redatto da uno psicologo di Innsbruck e di cui si può liberamente prendere visione. Una copia è finita nell'archivio dell'editore di un piccolo libro che parla delle mie esperienze, uscito circa 25 anni fa. Era stato scritto da un mio vecchio amico e direttore spirituale, padre Alphonse Matt. Ma, la Chiesa, signora Simma, ha espresso un giudizio ufficiale in merito alla sua particolare esperienza? Obbedisco al mio sacerdote, che è il mio direttore spirituale, ed ai miei vescovi, che affermano che fino a quando tutto è teologicamente corretto, come lo è stato fino ad ora, posso continuare il mio apostolato. Agli inizi il mio vescovo si era preoccupato per il fatto che io fossi in grado di ottenere delle risposte per terzi. Mi telefonò per incontrarci e mi chiese da dove venissero queste risposte. Gli raccontai come l'avevo scoperto quando tutto questo incominciò. Sempre agli inizi chiesi ad un'anima da dove prendesse le informazioni. Pensavo che essa tornasse in purgatorio per chiedere all'altra anima cosa le occorresse per essere liberata, ma quell'anima mi si parava dinanzi e mi rispose invece: "Oh no, tutte le informazioni che ti portiamo provengono dalla Madre di Misericordia e ti sono date con il suo permesso". Quando mi sentii dire così, il buon vescovo rispose: "D'accordo, in questo caso non posso e non voglio dire nulla di contrario. Ma, Maria sì, ma cosa significa Madre di Misericordia?" Oh, Madre di Misericordia è uno dei tanti titoli dati alla Vergine Maria, Madre di Gesù e quindi Madre di tutti noi. Madre di tutti noi. Oh sì, dovrebbe essere il modello di madre e di guida di ognuno, ed in qualità di madre di Gesù, lei è anche nostra madre. Ma, dai suoi esordi ad oggi, signora Simma, quanti vescovi si sono succeduti? E l'hanno tutti sostenuta allo stesso modo? Cosa ci può dire al riguardo? Sinora sono stati 3. Il primo vescovo mi ha approvata silenziosamente, dicendo soltanto che sapeva che il mio padre spirituale non era certamente un sognatore e che quindi tutto doveva essere regolare. Il secondo vescovo mi ha attivamente appoggiata e di questo sono molto grata a Dio. Il mio attuale vescovo non si è ancora espresso al riguardo.
All'inizio, signora Simma, immagino che debba essere stato tutto sconcertante per lei, ma chi l'ha aiutata di più in quei primi anni? Oh, senza alcun dubbio il mio caro amico padre Alphonse Matt. Dal 1938 fino al 1978 fu parroco qui a Sontag. Al suo funerale, a cui parteciparono 40 sacerdoti ed un migliaio di persone, il vescovo di allora disse, tra l'altro: "La cosa più bella che si possa dire di un sacerdote è che è stato tutto di Dio". Tale è stato il nostro padre Alphonse Matt, un sacerdote profondamente buono e santo. Oh, possa egli riposare in pace. Dubito molto che avrei potuto fare la volontà di Dio come ho potuto farla senza il suo amore ed il suo appoggio durante i primi anni del mio apostolato per le anime del purgatorio. Signora Simma, ma avrebbe mai immaginato che la sua esperienza sarebbe stata così prolungata nel tempo, insomma, che sarebbe durata così a lungo? No, ma dopo qualche anno mi resi conto che padre Matt si aspettava davvero che continuasse. Ma lei è sempre felice di avere simili esperienze, oppure la cosa a volte le è difficile e dolorosa? Non la trovo difficile, perché non aiuto solo le anime del purgatorio, ma anche i vivi a ritornare alla fede o a ritrovarla. È questo che mi dà tanta gioia. Ma, signora Simma, ma quando vede le anime, che aspetto hanno? Vengono esattamente con lo stesso aspetto che ebbero qui sulla terra. Lo posso confermare perché sono venute molte anime che avevo conosciuto bene. Sì, indossano gli stessi abiti, quelli da lavoro, per sottolineare che il nostro dovere è la cosa più importante. Si presentano sempre con i loro vestiti da lavoro e non con un accappatoio o con il vestito della festa. Il nostro lavoro quotidiano è la nostra missione. Quanti anni hanno quando le compaiono dinanzi? Mi spiego, se uno muore a 20 anni e poi diciamo le appare 10 anni dopo, ha l'aspetto di un ventenne o di un trentenne? Ancora di un ventenne. Dimostrano sempre la stessa età che avevano quando sono morti. Ma, scusi Maria Sima, ma, qual è esattamente la differenza tra la sua esperienza e quella degli spiritisti e dei cosiddetti medium? La differenza è molto semplice e molto chiara e noi dobbiamo attenerci ad essa con estrema serietà. Se si dovesse credere ad una sola cosa che dico, vorrei che fosse questa: quello che avviene è che gli spiritisti pensano di chiamare le anime dei defunti, ma se si verifica una risposta alla loro chiamata, si tratta solo e senza eccezione della risposta di Satana e di chi lo rappresenta. Quello che gli spiritisti fanno è molto, molto pericoloso, sia per loro stessi, sia per le persone che vanno da loro per essere aiutate. Si tratta solo di un'enorme quantità di bugie. Noi non abbiamo il permesso di evocare i morti. È severamente proibito. Nel mio caso mai li ho chiamati, mai li chiamo e mai li chiamerò. Gesù ha permesso questa mia esperienza attraverso sua madre. Naturalmente Satana può imitare e simulare
e lo fa regolarmente, qualsiasi cosa e tutto ciò che proviene da Dio. Scimmiotta Dio e scimmiotta tutto ciò che Dio compie. Può imitare le voci delle anime ed il loro aspetto, ma ripeto, qualsiasi sia la reazione, essa viene sempre dal demonio. Non dimenticate che Satana può anche guarire, ma queste guarigioni sono solo momentanee. Fine seconda parte.